Allora, non rubo ulteriore tempo all'Aula, anche perché ovviamente il ragionamento l'ho fatto in precedenza. Questo serviva per allineare effettivamente o in maniera ancora migliore le due norme. Facciamo così, perché tanto è inutile che me lo faccio bocciare sapendo già come avete votato l'articolo 1, questo non avrebbe più senso. Io chiedo solo all'assessore una cortesia. Noi qui abbiamo votato una mozione che prevedeva due cose e poi di quelle era stata accolta una parte delle nostre richieste, che era proprio rivedere eventualmente anche tutti i tetti, i beneficiari, la platea e quant'altro. E abbiamo sentito, comunque c'è l'impegno di intervenire poi quando le due norme andranno a regime. L'altra questione riguardava invece il fatto che fosse questa Regione e solo questa Regione a farsi carico di queste misure, nel senso che proprio per quello che stavamo vivendo con i ritardi e che stiamo vivendo con i ritardi e quant'altro dovuti ai doppi controlli che effettivamente ci sono, doppi controlli che secondo noi qua diventeranno tripli, anche perché appunto se bisogna tener conto anche della situazione reddituale dei nuclei sarà effettivamente un calvario per chi deve affrontare questo e per cercare di capire quanto gli spetterà, quando, come e in che tempi. Ma noi l'avevamo fatto perché, visto che avevamo già fatto partire la misura, avevamo già scontato tutti i ritardi dovuti al grandissimo numero di domande che sono pervenute nei primi mesi, stavamo andando a regime e poi con l'assestamento 2016 abbiamo iniziato a virare per far sì che ci fosse il primo allineamento con il SIA, adesso abbiamo un secondo allineamento con i REI ed è il motivo per cui noi rimaniamo scettici comunque anche su questa decisione, perché ovviamente eravamo favorevoli a fare tutto da soli a maggio, aprile, quando abbiamo presentato la mozione, non è che abbiamo cambiato idea e ovviamente rimaniamo della nostra. Lo dico qui senza tornare a intervenire dopo, non avendo nemmeno previsto quel mini allineamento che chiedevamo noi, perché vede Assessore, è vero che secondo voi saranno poche le persone che non raggiungeranno il limite previsto dal MIA. Secondo me saranno tantissime quelle persone, perché io vi ho fatto il caso degli scaglioni più bassi, ma noi prevediamo 6 scaglioni e quei 6 scaglioni lì vuol dire gente che avrà comunque un reddito da qualche parte, perché ovviamente non potranno essere proprietari di chissà quali beni per avere un ISEE pari a 1.000 o 1.100 euro. E quelli sono soldi, sono liquidità, sono lavoretti, sono qualsiasi entrata che può avere un nucleo familiare composto anche da minori che possono anche lavorare. E allora io mi chiedo, non saranno così poche quelle persone, soprattutto, e ripeto, in fase di prima applicazione. Ecco perché noi ovviamente voteremo contrario a tutto il provvedimento e questo lo ritiro perché so già che fine farebbe. Grazie.